C'è anche il trevigiano Raffaele Barato, ex sindaco di Pederobba, eletto alla Camera nelle file di Forza Italia, tra i 24 deputati passati al nuovo gruppo parlamentare Coraggio Italia, guidato da Giovanni Toti e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. In Veneto e nella Marca Forza Italia, che già ha ceduto nel tempo molti dei suoi a Fratelli d'Italia, perde così alcuni dei suoi principali rappresentanti. Io credo che sia importante che si porti un valore aggiunto nel territorio. Una parte di questo paese ha bisogno di una politica moderata, di dare una sicurezza in più a questo paese verso l'Europa, che oggi sicuramente dà una sfida molto molto importante. Ecco perché io davvero fin dal primo momento ho creduto a questo progetto, perché sono convinto davvero che può dare una svolta anche ai nostri territori. Troppa diversità di vedute non mi riconoscevo più in Forza Italia, spiega Barato, parole che ricalcano quelle pronunciate nella conferenza stampa alla Camera da Toti, Brugnaro e dal presidente del gruppo, il padovano Marco Marin. Ma Coraggio Italia non vuole prendere il posto del partito da cui in realtà proviene la gran parte dei suoi membri. No, noi non vogliamo sostituirci a nessuno assolutamente, noi vogliamo portare il nostro contributo. Io l'ho sempre portato a livello personale, a livello di partito, continuerò a farlo senza voler portare via niente a nessuno. Ripeto, è un valore aggiunto che probabilmente oggi serviva all'interno di un centro moderato. Con lui Forza Italia perde anche il principale sostenitore del coordinatore provinciale Fabio Chies. Lo aveva difeso anche al momento della caduta da sindaco di Conegliano, ma Barato fa sapere che Chies non ha nulla da temere. Io appoggerò anche da questo punto Fabio Chies, da dove sono adesso, ancora più forte di prima lo appoggio, perché Conegliano ha bisogno di un amministratore serio, ha bisogno di un'amministrazione seria,